raccontiamo una barzelletta inerente a questo spazio. Perfetto, va bene. Allora, io racconto la barzelletta di San Giovanni Suerge di circa 300 anni fa. Ok, ci sto. 300 anni fa a San Giovanni Suerge c'erano le fontane, Beh, giustamente. non c'erano i rubinetti in casa, lo sapevate? Non c'erano. Non c'era, ma non c'era neanche... Sa gente andava a Sacqua Beh, giustamente. e ci via sta fontana e tutta sta gente aspettando A pigliare il a sacco. pigliare il sacco. Ognuno che arrivava a narrata a Sacqua e si sentiva tutto campo. A Sacqua. Proviamo a farlo. Io dico a Sacqua, voi rispondete voi fuori. A Sacqua? Ecco, succedeva questo, ma non solo a San Giovanni, Dappertutto, certo. Io me lo ricordo a Ottana, a cosa incredibile, un ugoro. A Sabba, a Sabba. A Sabba. A Sabba. E cos'era successo? Che tra sindaco e parroco Giustamente. si consultano perché il parroco aveva qualcosa da dire al sindaco. E il sindaco ha detto: mi dica cosa c'è. Signor sindaco, in chiesa purtroppo le signore quando vengono dicono questa frase che è bruttissima, che tradiscono il marito. E non mi piace che in chiesa questa frase venga detta perché ci sono bambini e sentire questa cosa che tradiscono. E cosa facciamo, padre? Non lo so, io direi che ogni donna che fa questa cosa deve dire: ho inciampato nella fontana. Giustamente, perché fa? E quindi andavano a confessarsi: questa settimana ho inciampato nella fontana 2 volte. Stai attenta a non cadere. Stai attenta, non passano gli anni e cambiano tavoreti. Giustamente, come succede? Ha ripassato tavoreti e intendeva: questa settimana ho inciampato nella fontana 2 volte. Il prete restava un po' così. Giustamente, che peccato era, tra l'altro. Sentiva sempre: ho inciampato 4 volte, 2 volte, una volta. Incontra il sindaco e dice: signor sindaco, ma le infrastrutture in questo paese funzionano? È tutto a posto. Perché ci sono queste donne che inciampano nella fontana? Si sente, se può star ridere. Si prende dire: no, non ride, sua moglie questa settimana ha inciampato 4 volte. Ciao Paolo.